E benvenuti al Festival della Canzone d'autore. Ugo Calisi, sul palco Giovanni Archianelli, il nostro ufficio stampa, in veste di presentatore. Buonasera a tutti, come va? Volevo augurarvi buona musica e volevo ringraziare questo meraviglioso comune che ci ospita dopo l'anno scorso. L'anno scorso abbiamo fatto un'edizione zero, era un modo per far parlare di noi, perché qui in Molise abbiamo voluto portare un po' di musica d'autore e non so se è una scelta così facile, però l'anno scorso siamo stati premiati da una bella risposta di pubblico. Allora, testardi, abbiamo pensato di continuare e quest'anno vi proponiamo una gara, una competizione. C'è stata una selezione lunga. Sì, però Giovanni, dimmi Gio. un pochino di energia in più, dai, hai un'immagine statica. Lo so, mi hanno detto di non fare le gag. No, si tristi. No, poi l'altro motivo per cui è statica, io volevo il microfono che c'ha lui, invece... no, ce n'era uno e l'ho preso io. E allora mi porto questo in giro. Questo portatelo in giro, se abbiamo un cavo più lungo per il microfono? No. Quindi stai lì. Quindi sto là. Allora, che cosa dobbiamo fare stasera? Chi c'è? Stasera c'è una competizione fra cantautori. Da chi cominciamo? Cominciamo subito con la musica. Cominciamo con io volevo ringraziare un attimo Luca Fatica. Grazie Luca Fatica. Il sindaco più bello d'Italia. Ah, ecco. Alzati Luca, alzati. No, volevo ringraziare perché questa amministrazione... Alzati Luca. Luca Fatica, applauso, il sindaco più coraggioso d'Italia. Vai. Cioè, Luca, oltre ad essere bello, c'ha altre qualità, no? Quindi, insomma... Luca... No, volevo ringraziarlo perché ha creduto nella musica, nella cultura, perché Oratino non è solo un bel posto per venirsi a prendere il fresco, no? Che noi siamo a Napoli e siamo sensibili a queste... dove si mangia bene, no? È un posto che si sta aprendo all'arte e questo non è poco. Allora...